pergole sono molto alte e sono disposte in modo da estendere ampiamente i rami e tralci. A sinistra ci sono 5 altri operai che si pigiano l'uva che è raccolta e posta in una grande giara, mentre si afferrano, vedete, delle corde. Perché queste corde? Sono le corde, vedete, che sono fissate in alto e ha una struttura di legno, e quindi per evitare di perdere l'equilibrio e di cadere, perché a causa dell'inalazione dei vapori tossici che venivano emanati dal nostro. Al centro c'è invece un altro uomo che è dentro a controllare il succo che viene prodotto dalla pigiatura. Al di sopra, su di una mensola, eccole qua, sono raffigurate 4 grandi anfore. Probabilmente erano destinate a contenere il vino rosso, che veniva aromatizzato con varie spezie e addolcito con il miele. La scena, come potete vedere, è molto radiosa. Infatti l'intento naturalistico, nonostante che ci sia una mancanza di chiaroscuro e lo stile tipico della bidimensionalità, però vedete che è affidata, l'allegria è affidata al cromatismo. In Occidente la presenza della vite e del vino nell'arte trova la sua massima espressione nell'arte vascolare, cioè nell'arte della ceramica. Visibilmente l'epiteto che vi ho detto di Omero. Tramite uno sforzo immaginativo, cerchiamo un po' di usare la nostra immaginazione, dovremmo pensare che questa raffigurazione riaffiorava man mano che il bevitore beveva il vino, cioè man mano che beveva il vino fuoriusciva la figura del dio Dioniso. Quindi, svuotando il fondo della chilix, subito si sentiva ammonito da Dio, che era sdraiato sulla barca sotto i suoi occhi, perché il vino, per essere bevuto, ha bisogno di regole. E guardate un po', sono le stesse regole della navigazione. Quali sono le regole del vino? Contro le tempeste dell'ebbrezza, contro i giramenti di testa dell'ubriacatezza. E quindi il vino si governa con la stessa abilità con cui si governa una nave. Celebri tra i vasi greci sono anche queste coppe, che presentano sulla parete esterna delle 2 grandi occhi, come questi, che campeggiano su questa chilix di grandi dimensioni. Pensate, ha un diametro di 29 cm,7, quindi di quasi 30 cm. È datata al VI secolo a.C. e proviene da Faleri Veteres, che era un'antica città dell'Etruria, oggi si chiama Civita Castellana, ed è conservata al Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia a Roma. È attribuita a un pittore del gruppo Leagros, che era un atelier di Atene di notevole importanza, che era specializzato nella tecnica della ceramografia a figure nere. All'esterno di questa chilix, nella parte posteriore, fra questi 2 occhioni, eccoli qua, questi sono i 2 occhioni, vedete qui Dioniso, che Dioniso è seduto in trono fra 2 figure femminili, che sono le Menadi, danzanti, e intorno a queste Menadi vedete questi tralci di vite. Ecco, gli occhi, questi occhioni hanno un significato apotropaico, cioè hanno il valore di allontanare gli influssi maligni. Dioniso, vedete che tiene in mano un vaso, questo vaso si chiama Cantaros, ed era un tipico vaso proprio per bere vino, che era un attributo della divinità. All'interno, eccolo qua, c'è invece un suonatore di lira, forse lo stesso Dioniso, attorno a una bella cornice di tralci di foglie di edera. Nel bere la coppa quando si beve la coppa viene avvicinata al viso, che cosa succede? Che la coppa copre il viso, viene coperta dal vaso, e quindi colui che si trova a essere di fronte al bevitore vede solamente questi 2 grandi occhi,
e quindi la coppa diventa così come una maschera e gli occhi controllano chi sta davanti alla coppa e fungono così per che cosa? Da protezione contro i malefici del vino, cioè danno una parvenza di controllo sulla sorte propria e sulla sorte altrui. Presso gli antichi greci il vino era utilizzato anche per fare giochi durante il simposio. Sapete che cos'è il simposio? Il simposio è una riunione culturale, cioè dopo che gli antichi avevano mangiato si ritiravano a conversare di problemi diversi, di tematiche diverse, bevendo. Ed era quindi questa pratica del simposio era una pratica nettamente distinta dal banchetto, e quindi era in questo caso una riunione di cittadini maschi che consumavano vino e discutevano. Faccio una parentesi, ricordatevi che nel mondo greco la donna non era mai accanto all'uomo, erano sempre separati, anzi dicevano che gli Etruschi le donne etrusche potevano partecipare alle cene assieme agli uomini, e i greci dicevano appunto che le donne etrusche erano delle etere, cioè delle prostitute. Quindi bevevano e discutevano in questo simposio fino a quando l'ebbrezza non prendeva il sopravvento. Il più famoso di questi giochi era il Cottabos. Cosa vuol dire Cottabos? Coppa vuota. E consisteva in che cosa? Nel lanciare le ultime gocce di vino che erano rimaste nel fondo della Kilix, che veniva tenuta attraverso un'ansa. Ecco, vedete questo personaggio che tiene la Kilix per un'ansa, con l'intento di colpire un bersaglio. Il bersaglio in genere era un piattino che si trovava in cima a un'asta. Su questa lunga lastra di pietra, che fa parte, non so se avete mai sentito parlare della tomba del tuffatore, che è una cosa bellissima, che è stata rinvenuta a Poseidonia, ribattezzata poi dai Romani Pestum, ora si trova in provincia di Salerno, sono rappresentati, vedete, alcuni commensali, che sono sdraiati su questi 3 letti triclinari, a torso nudo, come potete vedere. Alcuni giocano al Cottabos, ecco questi qui al centro, altri si abbracciano, come questi sulla destra, altri suonano, un altro osserva, eccolo qua, questo al centro osserva. Atteggiamenti questi che vivacizzano la scena. Le figure si stagliano, vedete, sul fondo bianco della parete e sono rese seguendo un semplice graffito che serviva proprio da disegno preparatorio. Le loro pose, come per esempio quella del personaggio che regge la coppa davanti a sé, questa al centro, dà un senso oppure anche la presenza dei tavolini che si trovano al di sotto dei letti triclinari, suggeriscono un senso di profondità dello spazio. E l'opera è attribuita a un artista greco attivo in Italia, che è datato tra il 480 e 470 a.C. Perché si chiama tomba del tuffatore? Perché il coperchio della tomba rappresenta un personaggio che si tuffa da un trampolino. Nell'antichità i romani fecero della viticoltura un considerevole fiorente attività economica, tanto che diversi territori ad antica votazione vitivinicola come il Friuli godono tuttora della più alta reputazione nell'ambito dell'attività enologica contemporanea. Tra i più interessanti mosaici esposti nel Museo Archeologico Nazionale di Aquileia, che rappresenta il tema della vitis vinifera, vite comune di maggiore diffusione, è noto questo celebre mosaico. Del fiocco viene chiamato perché vedete che al centro questo fiocco allaccia i tralci di vite e di edera, ed è datato al I secolo a.C. A che cosa serviva questo pavimento? Decorava una soglia divisoria di una stanza che era divisa in 2 parti, probabilmente di una sala da pranzo di una ricca domus, e che si trovava a est della città.
Osservate come queste piccole tessere colorate disegnano questo ramo di vite intrecciati con l'edera, legato da questo fiocco bianco e rosso abbastanza turgido. C'è poi questa raffinatissima scatolina, scavata in un blocco d'ambra, per trucchi e unguenti di bellezza, con un coperchio scorrevole. Ora purtroppo mancante il coperchio. Con ogni probabilità apparteneva a una donna di alto rango che era vissuta nel I secolo d.C. L'esterno, come potete vedere, è decorato d'alto rilievo da questa testa del dio Dioniso, o probabilmente potrebbe essere anche una bacchante dalla chioma abbastanza fluente con un ricco diadema che è ornato, come potete vedere, da tralci di vite e da grappoli d'uva. Con l'avvento del cristianesimo, lo stesso repertorio di immagini legate alla vite e all'uva e utilizzate all'arte pagana è adattato alla simbologia della nuova religione. La vite, e in particolare i suoi frutti, è simbolo di Cristo. Nel Vangelo di Giovanni, lo stesso Gesù afferma: io sono la vite. Il vino nell'Eucarestia è vocazione del sangue di Cristo. I tralci fanno riferimento alla Chiesa. Questa trasformazione dei simboli pagani in segni cristiani è presente nel tappeto musivo dell'aula teodoriana di Aquileia, l'attuale basilica. E proprio nel comparto centrale, dove qui si trovava l'altare, questa è la vittoria, e questi vedete i segni del mosaico che è rovinato, qui era collocato l'altare. Quindi attorno all'altare ci sono tutti questi fanciulli e fanciulle che portano le offerte alla vittoria eucaristica che è rappresentata al centro. L'altra volta io vi avevo presentato, quando ho presentato i fiori, questa fanciulla che vende i fiori o che pone i fiori all'interno di questo contenitore. Ecco, oggi invece vi presento questa fanciulla che è molto bella, che vedete tiene nelle mani, in una mano questi 2 grappoli d'uva, mentre l'altro lo solleva in alto. Sembra proprio un quadretto ritratto dal vero e quindi sembra ispirarsi a una scena di vendemmia. Un altro esempio è la scena, qui l'ho fatta in modo più evidente, ecco, vedete tutte queste figure sono all'interno di questo tavolo e quindi sono lì offerenti che portano appunto le loro offerte all'altare. Un altro esempio è questa scena agreste che si trova su questo sarcofago del Buon Pastore. Si trova ai Musei Vaticani, ma se per caso avete seguito le mostre su Aileggio, anni fa questo faceva parte, era il pezzo forte della mostra, 3-4 anni fa. E si chiama il sarcofago del Buon Pastore, che appunto è conservato al Museo Cristiano dei Musei Vaticani di Roma. E risale alla seconda metà del IV secolo d.C. Attorno a queste 3 figure, vedete, di pastori, qui ve lo presento in modo più particolareggiato, che sono ingranditi, vedete, i personaggi sono più grandi del normale, e sono ritti in piedi su questi piedistalli, hanno degli agnelli alle spalle. L'agnello cos'è? Il simbolo di Cristo. E attorno a questi 3 personaggi vedete che si dispongono numerosi amorini, e sono piccoli angeli vendemmiatori, e che si trovano tra i tralci di una fitta vigna. Nell'arte longobarda non potevano presentarvi questo arco vitigno in stucco, questa grande raggiera a grappoli e a foglie di vite che ondeggia intorno alla lunetta del Cristo Logos. Al centro, allora, questo è in stucco, qui sopra siamo nel tempietto longobardo, qui sono le 6 sante che si trovano al di sopra, e qui invece è il dipinto che rappresenta appunto il Cristo fra i 2 angeli, Gabriele e Michele. Ecco, si trova, sì, è chiamato tempietto longobardo, ma non è corretto,
sarebbe più corretto dire oratorio o sacello di Santa Maria in Valle. Adesso faccio una parentesi, è stata completamente ristrutturato e io l'ho visto proprio 2 giorni fa. Vi consiglio di andare a vederlo perché i colori veramente sono esaltanti, molto 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 bello. E hanno fatto da anni che lavorano e poi tutti gli stucchi sono stati ripuliti tutti quanti, per cui sono veramente bianchi candidi. Ecco, se noi osserviamo attentamente, in modo particolareggiato, questa voluta di questi tralci di vite, vedete che in ogni voluta sono tutti diversi, proprio per non ripetere, come in genere è usuale nell'arte longobarda, fare questa ripetizione seriale degli elementi, che era una caratteristica di tutte le cornici dei Longobardi. Andiamo avanti con gli anni e arriviamo al XIV-XV secolo. Ecco, la vendemmia, la spremitura dell'uva, la cura del mosto dominano, vedete, questa scena, che è ambientata sotto un sole splendente, vedetelo su in alto, nel mese di ottobre. E nel quadro del calendario del ciclo dei mesi, una composizione di pitture a fresco realizzata appunto tra la fine del 1300 e gli inizi del 1400, da chi? Su commissione del principe vescovo Giorgio di Liechtenstein, sulle pareti interne della cosiddetta Torre Aquila, che fa parte della città muraria duecentesca di Trento. È rappresentato, vedete, un territorio, si presume sia del Trentino, con i filari delle viti, che arrivano, vedete, quasi a lambire le rocce che si trovano qua su in alto, che sono le montagne. Le viti, vedete, sono cariche di grappoli dal colore chiaro e appena rosato. Tra i vineti c'è un fervore di attività. Ci sono i contadini, uomini e donne, tutti abbigliati, vedete, come vesti candide, che lavorano alla raccolta dei grappoli, con molta attenzione. Se notate, il gesto di questo, molto delicato, vedete di questo, come raccoglie in modo così delicato l'uva e la trasporta poi a spalle in grosse ceste. Unica presenza nobile sono queste dame, 2, che si aggirano tra le vigne assaggiando l'uva. Al centro, eccolo qua, è raffigurato un portatore con una bigoncia. Che cos'è la bigoncia? È un vaso di legno ad ove che trasporta il vendemmiato fino ai tini di raccolta, che sono qua. A sinistra c'è un torchio, questo, a vite, che viene azionato da 2 persone. In basso, invece, è raffigurata la mostatura. Che cos'è? È una prepigiatura, cioè la spremitura fatta a mano da 2 contadini che, eccoli qui in basso, che rimestano e schiacciano le uve con la mostatoio o pigione. È un attrezzo formato da un bastone che termina al fondo con una testa di legno a tronco di cono abbastanza espanso e si utilizza spingendolo dall'alto verso il basso e viceversa, frantumando così i grappoli di uva nel tino o nella bigoncia. Più in là, eccolo qua, ecco, c'è questa donna che leva dal mosto, da questo tino, una parte del mosto con un piccolo mastello, vedete che tiene qui con la mano, e che cosa serve? Serve probabilmente per riempire la tazza di vino del personaggio che è accanto. Probabilmente è un cavaliere, vedete, che assaggia il mosto. La vendemmia quindi era, come si può vedere da questa immagine, era allora, come anche oggi, uno dei momenti più attesi del calendario agricolo. E quindi da questa bella immagine sembra proprio emanare l'eccitazione della raccolta, che dalle viti cariche di questi grappoli dovrebbe essere buona,
come pure sembra spandersi quasi l'odore inebriante del musto. Con il Rinascimento, l'iconografia di Dioniso, tramandato dai Romani come il nome di Bacco, torna a essere una musa per gli artisti, come Leonardo, come Michelangelo, come Tiziano e poi Caravaggio. Da un candido blocco di marmo di Carrara, nel 1496, Michelangelo, poco più che ventenne, trae un Bacco giovane e longilineo, nudo, ebbro e tracollante, mentre tiene una tazza di vino nella mano destra e con la sinistra un grappolo d'uva che un satiro bambino, eccolo qua, vedetelo qui dietro, sta maliziosamente mordendo di nascosto. L'opera rivela una solida conoscenza dell'antichità, sia per l'armonia sia per l'equilibrio, ma anche un forte realismo e anche una sorprendente capacità inventiva. Raramente, infatti, nella scultura greca-romana, Bacco era stato ritratto in stato di ubriachezza. L'artista poi, in questo Bacco, che sembra quasi, vedete, ballare nell'ebbrezza del vino, rende presente due significati allegorici molto importanti. La morte da una parte, attraverso che cosa? Con la pelle di leopardo, eccola qua, che è stretta nella mano, e che trattiene il grappolo d'uva, che invece dall'altra parte è il simbolo di vita. Nel Seicento c'è un maestro assoluto del realismo, anche nel raffigurare il tono del vino, ed è Caravaggio, il cui Bacco è ritratto con l'aggiunta di una natura morta, moderna, replicata anche in altre opere, come potete vedere il ragazzo con la canestra di frutta oppure il bacchino malato. Ecco, come ha realizzato Caravaggio queste opere? Proprio con la capacità di cogliere il momento come un vero e proprio fotografo. Questi sono tutti dipinti, questi tre rappresentati in questa live, che sono stati commissionati dal cardinale Francesco Maria del Monte, dove Caravaggio viveva, adesso dove c'è il Palazzo del Senato a Roma, nell'ultimo piano, che era la casa di abitazione di Francesco Maria del Monte, che era un grande prelato, e quindi lo aveva ospitato nella soffitta del suo appartamento ed era soprannominato Monsignor Insalata, perché alla sera gli forniva soltanto un semplice piatto di vegetali. E a proposito di natura e morte, ricordo che il nostro commentatore Giovanni, nella sala sottostante a questa, c'è un'esposizione di pitture, almeno giusto? Di pitture di natura e morte che rappresentano il vino e l'uva. Sì, in cantina però. In cantina, torniamo a Caravaggio. Allora, Caravaggio dipinge il dio romano del vino, come lo conosciamo come Bacco, in questa bella rappresentazione. Bella quanto direi originale. Perché? Perché il giovinetto, vedete che è parzialmente avvolto in un lenzuolo, a imitazione delle vesti antiche, ha la chioma coronata da tralci rosseggianti di vite e grappoli d'uva, ed è sdraiato su un letto a triclino, posto accanto a un tavolo, dove trionfa, vedete, un cesto di ceramica pieno di frutta, tra cui un grappolo d'uva che sporge e si adagia sul piano, eccolo qua, e il Bacco tiene tra l'indice e il pollice sinistri, regge una coppa di vetro, colma, vedete, quasi fino all'orlo del vino rosso, che è stato appena versato, si presume, dalla panciuta bottiglia che è al fianco. L'opera è stata interpretata anche in un'ottica cristiana. Se vi ho detto prima che queste erano tutte opere commissionate dal Monsignor del Monte, quindi è stata vista attraverso secondo un'ottica cristiana, perché
perché in questo caso potrebbe essere una metamorfosi poetica di un tema sacro e quindi alludere alla figura di Cristo. In questo caso il lenzuolo rappresenta la veste di Cristo, la sindone di Cristo. Nel dipinto Canestra di frutta, Caravaggio riproduce i vari elementi della natura morta, con particolare attenzione e fedeltà assoluta. I chicchi d'uva hanno una caratteristica particolare, vedete in particolare questo del grappolo d'uva bianca ha questa patina opaca. Alcune foglie di vite, come questa per esempio, è accartocciata e avvizzite, indizio evidente della loro perfetta non freschezza. Attraverso invece questa bizzarra invenzione delle cosiddette teste composte, ossia busti allegorici le cui figure sono ottenute attraverso composizioni di frutta, Giuseppe Arcimboldi, conosciuto meglio come Arcimboldo, che era un pittore ufficiale a Vienna e poi a Praga, rappresenta, vedete, l'autunno, che appartiene al ciclo delle 4 stagioni. E come lo descrive, come lo dipinge? Come un uomo dai lineamenti abbastanza grossolani, che guarda verso sinistra, con il collo che spunta, vedete, da un tino formato da doghe di legno, con questa capigliatura composta esclusivamente da uve e da frutti. Ispirata al nettare di Bacco è anche questa intricata scultura marmorea di Gian Lorenzo Bernini ed è composta da 5 personaggi che raffigurano una spensierata lotta tra un fauno e 3 putti. Adesso li vediamo meglio in particolare. Il fauno che è questo, vedete? Questo, che si sta aggrappando a un troncone di un albero mentre tenta di raggiungere un ramo più alto, però non ce la fa. Perché? Perché ci sono questi 2 piccoli putti che gli spingono indietro la testa. L'albero, vedete, che è carico di grappoli d'uva. Un animale a terra, eccolo qua, che forse probabilmente sarà una pantera, cerca di alzare la testa per cibarsi dei grappoli d'uva che pendono da un ramo situato un po' più in basso. E arriviamo a Velázquez, il pittore spagnolo della corte del re Filippo IV, in questo capolavoro giovanile che rappresenta il trionfo di Bacco, conosciuto anche come i bevitori, los barracos in spagnolo, e interpreta la mitologia in chiave quotidiana e popolare, presentando il dio del vino come un qualunque, vedete, giovanotto del contado, circondato non questa volta da baccanti e satiri, come abbiamo visto nell'arte greca, ma da pochi contadini, vestiti con abiti semplici, segnati dalla fatica della vita, con i volti abbronzati e solcati da profonde rughe. Questo Bacco comune è seduto su una botte di vino, eccolo qui, vedete le doghe della botte, all'ombra di una vite, e ha in testa una corona di foglie di vite e incorona con l'edera distrattamente, eccolo qua, un suo umile divoto. E quindi è l'Iddio che premia e dona vino agli uomini, allevandoli dai loro così problemi. La cerimonia si svolge alla presenza dei contadini che più o meno sentono gli effetti dei vini, infatti vedete che hanno anche la pelle un po' rossa. Uno è seduto immerso, questo, in una meditazione, chissà cosa, potrebbe essere una meditazione oscura. Quello più indietro, questo, si è spogliato ed è sdraiato su di una panca e guarda soddisfatto, guardate come alza il calice che ha in mano. Lo sguardo del personaggio centrale, eccolo qua, questo, invece tiene tra le mani una ciotola, eccola, colma di vino, ed è rivolto direttamente a noi spettatori, con i quali sembra voglia condividere il piacere della bevuta. Il vino è anche seduzione,
come in quest'opera Il bicchiere di vino di Vermeer, che è il maggiore esponente della pittura del Seicento olandese. In una stanza, vedete, illuminata da una finestra che è sulla sinistra, che poi la vedremo meglio in particolare, c'è questa giovane donna in abiti eleganti, seduta al tavolo e sta bevendo le ultime gocce di vino da un bicchiere di vetro. Come richiesto probabilmente dal personaggio vicino, tiene il bicchiere dalla base. Sapete che per bere il vino non si deve mai tenere il bicchiere nella coppa, ma bisogna tenerlo sempre dalla parte del piede. Un gesto che la identifica quindi come un membro dell'alta società. In piedi, presso di lei, c'è questo uomo che tiene ancora in mano la brocca, da cui ha appena versato il vino, e probabilmente aspetta che la donna finisca, pronto magari per riempire di nuovo il bicchiere. Sulla sedia in primo piano, cosa vediamo? È appoggiato uno strumento musicale e quindi che cosa? Raffigura una scena di seduzione, come confermerebbe che cosa? Sia il tema del vino, sia il fare musica insieme. Il binomio vino e musica, infatti, era un elemento ricorrente e relativo al genere delle conversazioni amorose, che era molto apprezzato dai committenti borghesi dell'epoca. Vi dicevo la finestra. Sulla decorazione della finestra, che è piombata, è presente, vedete, una figura femminile che regge delle briglie, eccole qua, si vedono appena, nella mano sinistra, ed è identificata come l'allegoria della temperanza. Quindi nella scena che cosa rappresenta? Si vuole appunto fare un invito alla moderazione. Singolare anche questa rappresentazione con numerosi grappoli d'uva sui tralci di vite, oppure appoggiati tra l'abbondante frutta. È l'opera di un artista napoletano, Giuseppe Recco, che era il protagonista della pittura di natura morta negli ultimi 3 decenni del Seicento, che dipingeva per gli acquirenti borghesi, che amavano decorare le sale da pranzo delle proprie case delle ville di campagna con scenografiche cascate di frutta e di fiori e della stessa frutta che costituiva la gioia dei loro sontuosi banchetti. La vite e il vino versano proprio nell'arte anche non solo del Seicento ma anche del Settecento. Dalle raffigurazioni di ispirazione classica di Sebastiano Ricci sino a quest'opera che raffigura la quotidianità, Gli spillatori di vino di Giacomo Cerutti, detto il Pitocchetto, per la continua attenzione che il pittore rivolgeva ai pitocchi, che erano gli umili in gergo bresciano, cioè i mendicanti, i contadini, quindi gli interpreti dei mestieri più umili che lui osservava nella sua città. La composizione è realizzata in un contesto agricolo e protagonisti di questa istantanea sono questi 2 giovani cantinieri. Il primo, che è piegato sulle ginocchia, che davanti a noi sta riempiendo di vino rosso una brocca da una botte solo parzialmente visibile, vedete che è sullo sfondo, mentre tiene nella mano destra lo zippolo, che è uno strumento che ha un'estremità appuntita che serviva a turare il foro da cui poi si spillava il vino. Sembra essersi voltato, vedete proprio in primo piano, sembra essersi voltato di scatto, avvertendo forse la presenza di qualcuno, forse qualcuno sta arrivando in cantina e loro stanno rubando. Il secondo personaggio, quello dietro invece, è chinato, come un po' più dell'altro, e porge con impazienza, vedete, una tazza. C'è questo cromatismo di colori e questi toni tenui di luce che ingentiliscono il mondo di questi umili protagonisti. L'impressionismo di fine Ottocento. E direi che dall'impressionismo di fine Ottocento
fino al futurismo e al cubismo, la presenza del vino nell'arte figurativa intraprende percorsi diversi e adesso li vedremo un attimo. I pittori a noi più vicini raffigurano il tema del vino spesso rappresentato da semplici bottiglie, con uno stile personale, legato soprattutto alla sensibilità artistica dell'autore e al proprio legame con il nettare di Bacco. Il più delle volte il vino, nell'arte contemporanea, diviene simbolo di una vita persa, o di un amore fallito, oppure di solitudine o del male di esistere. Emerge l'altro lato del vino, quindi, quello triste. E ci quindi spostiamo adesso verso una nuova rappresentazione del vino in pittura, nei caffè e nelle locande, e il vino in relazione all'amore. E troviamo questa colazione dei canottieri a Bugivale di Renoir, che è sicuramente il capolavoro dell'edonismo impressionista. La scena, come potete vedere, è pervasa da un'atmosfera gaia, felice ed è di grande naturalezza. È ambientata nella veranda aperta di un locale, di un ristorante. E questo locale si chiamava la Maison Fournois a Chatou, un villaggio sul fiume Senna, a poca distanza da Bugivale. Ecco, dietro qui sono i cannetti del fiume Senna. I frequentatori di questo ambiente erano in genere sportivi, che dopo aver vogato in canoa pranzano con gli amici e le amiche, godendosi il sole di un primo pomeriggio autunnale. Quindi il buon vino e, oltre al sole, il buon vino e anche il buon cibo. E qui si vedono 14 persone festosamente riunite attorno a un tavolo sul quale sono disposte delle bottiglie di vino ancora piene. Ci sono dei bicchieri di cristallo, alla cui leggerezza fa riscontro la compattezza della frutta. Da notare il gruppolo d'uva nera con gli acini color quasi viola scuro. C'è un'atmosfera conviviale, festosa, sembra quasi che si possano udire le risate e il ciarliero brusio degli uomini e delle ragazze. È dunque un quadretto festoso che rappresenta uno dei momenti più universali della vita quotidiana, cioè un gruppo di persone che si riuniscono intorno a un tavolo per condividere un pasto accompagnato dal vino e conversare. Lo facciamo anche noi. Il vino quindi è un elemento di profondo realismo, specchio di una società che sapeva apprezzarne il valore come una bevanda conviviale. Nell'opera invece Il bar delle Folies Bergère, che è uno degli ultimi quadri di Manet, l'artista ha rappresentato sul bancone di marmo di un locale alcune bottiglie di champagne, qui le vedete sulla sinistra, descritte, guardate, con una dovizia di dettagli. Una composizione questa che da sola è una meravigliosa natura morta. Difatti da notare che sulla bottiglia rossa a sinistra, eccola qua, c'è la firma dell'artista. La barista, vedete, vestita elegante, ed è ritratta in modo molto splendido, con questa espressione assente e con questo sguardo malinconico. Come mai? Forse perché desidererebbe essere in un luogo tranquillo? Attende che cosa? Da qualche avventore che qualcuno gli ordini qualcosa da bere. Apparentemente la ragazza rivolge lo sguardo verso lo spettatore, ma se notate bene il riflesso sullo specchio nega questa possibilità con un effetto quasi spiazzante. Perché? Perché nello specchio destra si vede un uomo con il cilindro, eccolo qui, che sta per rivolgere la parola. Il tutto è la descrizione di una bella ambientazione nella Parigi della Belle Époque, di una scena di vita quotidiana all'interno di un locale pubblico affollato di clienti. Vedete sullo sfondo quanta gente. In quest'epoca il vino era ampiamente consumato e la tradizione dello champagne era divenuta parte integrante della cultura enologica francese. Il locale raffigurato nel caffè di notte di Van Gogh è il bar
di Place Lamartine ad Arles. Sappiamo che per realizzare quest'opera l'artista trascorse nel locale 3 notti di fila. Egli considerava il caffè notturno come l'ultimo rifugio degli ubriachi, dei vagabondi e degli artisti falliti in cerca di conforto. L'ambiente rappresentato è chiuso, vedete, non ha finestre. L'illuminazione è affidata a 4 lampade a soffitto che diffondono una luce giallastra. Un pesante alone luminoso di forma quasi globulare, vedete, che circonda i lampadari. L'orologio segna la mezzanotte passata. Pochi clienti ubriachi e chiusi in se stessi sono accasciati sui tavolini e in questo stato comunicano un senso di solitudine. Solo una coppia, eccola qua, sul fondo è intenta a conversare e su ogni tavolino vi è una bottiglia di vino. Il padrone del locale resta immobile in attesa di poter chiudere. I colori accesi, esasperati e discordanti, quasi in lotta tra di loro, comunicano una sensazione di disagio e amplificano la desolazione del locale semivuoto e l'atmosfera di desolante abbandono. Come anche si intuisce dal titolo, protagonista di questa scena sempre dipinta da Van Gogh è una maestosa vigna color rosso, quasi infuocato, che rimanda al colore dell'uva pigiata, in una giornata in cui il sole si appresta a tramontare. C'è un gruppo di viticoltori che lavorano alla vendemmia in una giornata autunnale nelle campagne di Arles, in Francia, dove l'artista, come sapete, visse per qualche tempo nella famosa Casa Gialla. Le donne sono curve nella raccolta dell'uva, soprattutto nella strada, ci sono sui bassi filari, come è consuetudine in Provenza. Sapete che in Provenza le viti non sono stese come da noi, ma le lasciano a terra. E c'è un effetto bagnato, e questo effetto bagnato lo vediamo soprattutto su questa strada, sulla destra. Come mai? Sembra quasi un fiume questa strada. Perché? Perché è causato dal clima piovoso che di quei giorni di pieno autunno. Tanto che la vendemmia, così almeno scrive Van Gogh quando scrive al fratello Teo, era stata ritardata e quindi siamo qui agli inizi di novembre. Van Gogh infatti, come lui ci dice, ha dipinto questa scena il 5 novembre del 1888, en plein air naturalmente, cioè all'aria aperta, ma in casa, interamente a memoria, dopo una passeggiata tra i vigneti la sera prima. Quindi un momento di tregua della pioggia. E completò l'opera in un giorno, dopo un grande sforzo, come egli appunto ha scritto nelle sue lettere al fratello. E cosa dice? Ah, il mio studio della vigna, ho sudato sangue e lacrime su di esso, ma l'ho finalmente fatto. E informò il fratello Teo di aver dipinto un vigneto rosso, tutto rosso come il vino rosso. L'opera trasmette, se lo osservate attentamente, un senso di calore proprio dato dal colore rosso, un senso di vitalità per l'uso di questa tavolozza così luminosa. Ci sono i toni rossi, ci sono i toni arancioni delle foglie di vite che contrastano con che cosa? Con il verde scuro e il marrone della terra. C'è il giallo caldo del cielo che è in contrapposizione con la vigna che è di colori più scuri. Non so se conoscete la storia di questo dipinto, ma è un po' particolare. È l'unico dipinto che l'artista riuscì a vendere durante tutta la sua vita. Fu acquistato a Bruxelles da Anna Bock, che era la sorella pittrice di un suo amico. In seguito, nel 1906, fu acquistato da un collezionista russo e quindi quando la collezione fu diventata nazionalizzata, la tela passò quindi al museo di Mosca. Il tema degli avventori di un bar è affrontato dal pittore post-impressionista Paul Cézanne,
ma a differenza dei suoi colleghi impressionisti non intende descrivere un episodio, ma creare una forma, cioè ridurre la natura in geometria, produrre quindi una scena della scena destinata a permanere nella mente. In tal modo l'artista riesce a conferire una maggiore monumentalità alle sue figure, che pure appaiono essenziali nelle loro forme. E anche il colore ha questa funzione costruttiva. Così in quest'opera, Il bevitore, che ritrae un uomo seduto al tavolo con accanto una bottiglia di vino e un frutto. Osservando lo sguardo del personaggio, che è privo di luce, vedete, l'uomo sembra quasi aver perso la propria umanità, mentre gli oggetti sembrano incredibilmente tangibili. La vista dell'osservatore, pur concentrata, se noi la guardiamo e cerchiamo di concentrarci sul bevitore, viene catturata invece dagli altri elementi che sono presenti sul tavolo. In particolare dalla tangibilità della bottiglia di vino. Infatti la luce colpisce proprio la massa di colore chiaro del piano e quindi mette in evidenza la bottiglia. In un altro quadro di Cézanne, Il giocatore di carte, tutto si svolge, vedete, nel confronto fra queste due persone. L'arbitro chi è? È la bottiglia di vino che sta sul tavolo. Infatti la bottiglia, vedete, dove si riflette la luce, costituisce proprio l'asse centrale della composizione e separa lo spazio in due zone simmetriche e accentua ancora di più la posizione contrapposta dei due personaggi, che sono seduti in un'osteria di paese mentre stanno giocando a carte davanti a uno specchio. Naturalmente sapete che uno dei due perderà e perderà quello che è tutto, vedete, incassato e quindi teso, mentre questo vincerà perché vedete che tiene molto più rilassato e tiene le carte aperte. Vi è un rigore, come potete notare, immobile della costruzione, come pure anche la definizione molto solida dei volumi. Infatti io posso inserire questo braccio in due cilindri. E quindi attraverso questi volumi io afferro proprio anche l'esitazione del giocatore che naturalmente che si appresta a giocare la sua carta. La presenza ambigua del vino è presente in quest'opera di Munch, Il giorno dopo. Rappresenta che cosa? Una donna sola, vestita, che dorme sdraiata sul letto, in un ambiente povero ma adornato. Ci sono le bottiglie sul tavolo che lasciano pensare che l'alcol sia una cosa essenziale nella vita di questa donna. L'atmosfera della scena potrebbe indicare la voglia di bere o riferirsi a una notte d'amore infelice. L'artista norvegese mantiene una voluta ambiguità sul significato di questo titolo, Il giorno dopo, che potrebbe riferirsi tanto all'effetto di una ubriacatura consumata a quel tavolo, dove ci sono, vedete, 2 bottiglie e 2 bicchieri, quanto però potrebbe anche riferirsi all'infelicità causata da una passione amorosa inespressa. E arriviamo a Picasso. La cena del povero è di collezione privata, è un'incisione all'acquaforte. È una delle pagine più rappresentative della grafica moderna, secondo me. È un tema consono al primo Picasso, con soggetti patetici, caratterizzati dal male di vivere, e ritrae, vedete qui, un uomo e una donna che sono seduti in un tavolo e immersi in un silente dialogo. Dinanzi a che cosa? Dinanzi ai resti della loro misera cena. In primo piano c'è una tovaglia sgualcita, un unico piatto vuoto, un tosto di pane sbocconcellato con parsimonia, un bottiglione e 2 bicchieri. Questa immagine a me ricorda sempre il pasto frugale, forse anche perché amo molto l'archeologia, che campeggia al centro del disco di questa lucerna che si trova nel Museo Archeologico di Aquilea. E in questa lucerna, come potete vedere, sono raffigurati un ortaggio
dei ravanelli, qualcuno dice, una pagnotta e una brocca di vino, un'anfora di vino. Ecco, attorno al disco della lucerna c'è scritto cenam pauperis pane vino radiche, cioè la cena del povero è costituita da pane, vino e radici, cioè verdure. Da secoli quindi pane e vino sono legati all'alimentazione essenziale. Diversi artisti hanno raffigurato con un proprio stile bottiglie di vino. Tra questi c'è Miró nel surrealismo e Pablo Picasso nel cubismo. Nell'opera di Miró, dal titolo La bottiglia di vino, in stile surrealista astratto, la bottiglia trasparente è l'unico elemento reale, concreto, ed è immersa, vedete, in questo spazio immaginario dove si riconoscono delle figure zoomorfe, dei segni fantastici, dei richiami rurali. La bottiglia di vino, qui è sulla sinistra, che fluttua assieme a un serpente, a un insetto volante, eccolo qua, reca l'etichetta V, che può significare o vine, che sta per vino, oppure vis, per forza, energia. E l'immagine quindi è ricca dei significati enigmatici. La più famosa tra le diverse opere dedicate al vino da Picasso nel suo periodo cubista è la bottiglia di vino, la cui rappresentazione esprime un linguaggio artistico volutamente innovativo rispetto ai canoni estetici tradizionali che abbiamo visto finora. La bottiglia di vino che si trova al centro della composizione non è facilmente riconoscibile se non per l'etichetta bianca con la scritta Vine, ed è affogata, vedete, in un insieme di sagome geometriche da questi colori molto accentuati che creano anche una specie di straniamento a chi lo osserva. E arriviamo all'ultima opera. Io voglio del vino asciutto rosso chiaro con trasparenza di rubino. Accostando il bicchiere alle labbra, un tepore profumato mi deve leggermente inebriare. Al palato deve apparire quieto, scorrevole e dissetante. Che cosa sono questi? Sono i versi di 4 bocche assetate che provengono da liriche radiofoniche del 1944 di Fortunato De Pero, che era pittore trentino del secondo futurismo ed era anche poeta. Essi esprimono le sensazioni e le emozioni vissute da 4 bocche nell'assaporare vini diversi. L'artista in questo dipinto, Riti e splendori d'osteria, giocato sui freddi toni cromatici di verdi, di violacei, di marroni spenti, rappresenta che cosa? Rappresenta soprattutto l'atto del bere da parte di figure maschili che brindano tra fiaschi e calici alzati. Ma nel vino si intravede solo qualche sfumatura in trasparenza. Il vero protagonista è l'atto del bere, enfatizzato dalle braccia piegate nel gesto dei bevitori e dalle mani che afferrano saldamente i bicchieri. Da notare però un singolare dettaglio. Fra i bevitori vi faccio osservare c'è questo che osserva il calice, vedete, in controluce, quasi a volere anticipare il moderno approccio alla degustazione. Non va dimenticato che l'opera si colloca in un periodo storico di guerra. Sembra che De Pero abbia voluto fermare un momento di evasione, un momento di conviviale euforia, sottolineando gli aspetti positivi del nettare di Bacco come simbolo di calore, come simbolo di passione, come simbolo di fratellanza e come simbolo di piacere. E con questa opera chiudo questo viaggio tra i capolavori artistici che ha percorso 35 secoli di storia, di arte e di vino, e spero di avervi interessato.